da professionista, poi un altro discorso il tifoso. Sì, ma al di là della questione professionista, io, come si è parlato molto in questi giorni e come ha detto anche Salvio, cioè io parlo del professionista Conte nello specifico, e il professionista Conte nello specifico probabilmente al di là del richiamo, probabilmente la sua squadra del cuore pare essere la Juve, al di là del richiamo lui avrà valutato seriamente che tipologia di progetto poteva avere da una parte e dall'altra. E secondo me al momento c'è un abisso, perché dall'altro lato è vero che devi ricostruire, ma là devi ricostruire veramente da zero, cioè là è facile che non dico che fai figure e merda, perché non è così, la Juve è comunque in Champions, ma non hai i soldi del Napoli, non hai il livello del Napoli a livello societario che c'è in questo momento, cioè non hai tante cose che hai qui a Napoli, quindi diciamo che sicuramente non avresti lottato, probabilmente non lotterebbe facilmente per vincere il campionato, poi per carità Conte è capace di tanti miracoli, è pur vero che per esempio nella giornata di oggi ho letto più volte che Conte disse che una volta gli sarebbe piaciuto partire in pole position, e quindi quale occasione migliore della prossima stagione di ripartire in realtà in pole position col Napoli, soprattutto se De Laurentiis conferma il mercato che dice di voler fare.